troviamo oggi nella sala del Maggior Consiglio, al primo piano dell'antico palazzo della comunità di Serravalle e museo del Cenedese dal 1938 ad opera di Francesco Troyer. Le sue pareti sono decorate da affreschi del XV-XVI secolo e attualmente conservano anche gli interventi di manutenzione e di restauro del Novecento, condotti da Francesco Troyer per adibire l'edificio a museo cittadino nella consapevolezza di voler valorizzare il patrimonio culturale, storico-artistico secondo una filosofia in voga dalla fine dell'Ottocento fino agli inizi del Novecento. In questa occasione vogliamo dedicare un approfondimento su un particolare momento del restauro del Salone avvenuto qualche anno fa. Nell'affrontare la pulitura delle superfici dipinte era emersa la necessità di comprendere la quantità delle superfici originali e di quelle novecentesche dell'epoca del Troyer. E quindi, in accordo con gli organi di tutela, si è deciso di intervenire effettuando un rilievo su tutte le superfici. È stato realizzato un rilievo in scala 1:1. Le superfici, numerosi metri di rilievo sono poi stati scansionati, digitalizzati per rendere possibile un'elaborazione grafica al computer. In questo modo si è potuto quantificare la parte di superficie originale e la parte di superficie novecentesca. Ne è emerso che il 42% nella parete sud è originale, mentre solo il 41% circa nelle pareti nord ed ovest. Questo ci ha permesso di comprendere come meno della metà delle superfici sia originale. Questi valori hanno permesso quindi di comprendere l'importanza del restauro degli anni 30 e nello stesso tempo permettere anche una lettura dell'intera opera. È prevalsa quindi la decisione di mantenere l'istanza storica del periodo del Troyer e riproporre una visione d'insieme della sala mantenendo il restauro novecentesco, corredandolo non solo della documentazione fotografica ma anche della documentazione grafica, che permette quindi di mappare e differenziare i due livelli storici. Inoltre ci ha permesso anche di dare una giustificata motivazione ad alcune grossolanità e incertezze artistiche dovute all'intervento novecentesco, che è stato concepito con una filosofia diversa da quella attuale. E nello stesso tempo, però, attraverso il restauro si è potuto dare un'unitarietà formale e cromatica all'intero salone.